Con l'avvocato Danilo Riponti, responsabile della rubrica Medioevo Veneto, ci siamo addentrati nei segreti di questo Medioevo straordinario nella nostra provincia, la provincia di Treviso. L'auspicio è quello di proseguire anche per il 2020. Questo senz'altro, con grande entusiasmo, con grande motivazione, una motivazione che viene anche alimentata dal Comitato Scientifico di QDP Conoscere, che è un comitato scientifico ricco, poliedrico, con idee originali e volontà di comunicare un territorio straordinario. L'occasione naturalmente è preziosa per offrire i più sentiti, fervidi auguri di Buon Natale. Santo Natale è un momento straordinario, speciale per tutti noi. Di cuore, da parte mia, da parte del comitato di QDP Conoscere, buon Natale a tutti i nostri lettori. Con il maestro Carlo Bagliana abbiamo affrontato il tema della scultura, ma anche del suo rapporto incredibile con ben 6 papi. È stata un'avventura emozionante, proseguirà anche nel 2020. Certamente, il 2020 sarà proprio l'evento clou perché verrà inaugurato a Cracovia, in Polonia, il monumento dedicato a Papa Wojtyla nel centenario della nascita di questo grande pontefice. Cracovia e tutta la Polonia hanno scelto me per fare questa scultura alta 2 metri in bronzo che verrà collocata nella piazza centrale di Cracovia. Per quanto riguarda il progetto della mostra che andremo a fare nel 2020, di pittura, di scultura e di grafica, sarà certamente una grossa novità perché andremo a rispolverare tutti gli artisti più o meno conosciuti e li porteremo a fare una grande esposizione. Questo è il progetto che il comitato scientifico ha scelto di portare avanti. E approfitto anche l'occasione, visto che siamo nell'imminente Natale, feste natalizie, di fare i migliori auguri a tutti i lettori e a tutti quanti quelli che amano l'arte, che amano la poesia, che amano la cultura in generale. Il professor Angelo Costacurta, quest'anno nel 2019 abbiamo approfondito il tema della viticoltura e non solo il vino che si intreccia nella storia dell'uomo e quindi quali sono le prospettive anche per il 2020 col lavoro che la riguarda. Ecco, questo è un tema che avrete capito mi affascina e quindi anche nei prossimi, non soltanto nel prossimo anno, ma nei prossimi anni spero di approfondire questo tema, cioè questo legame storia e viticoltura, soprattutto per valorizzare la cultura viticola del nostro territorio che è eccezionale ma che non è molto conosciuta purtroppo. Quindi continueremo i lavori sperando di fare un qualcosa di più rispetto a quest'anno e per il momento io non posso che augurare a tutti i lettori del vostro news e a tutti quelli che collaborano con noi i migliori auguri per queste feste natalizie e per il prossimo anno. Sì, nel 2020 continueremo e anzi amplieremo questo discorso sia su Vittorio Veneto sia sul librettista di Mozart, anche con la pubblicazione di un nuovo testo delle sue lettere. Auguro ai lettori del quotidiano del Piave buone feste e felice anno nuovo. Con Alberto Stocco in questo 2019 abbiamo parlato di ristorazione, di turismo e di accoglienza di qualità. Lo faremo anche nel 2020. Assolutamente, questo è il progetto di questo territorio, della vostra sfida per portar sì che la comunicazione di QDP News arrivi in tutte le case attraverso gli aspetti sia della cronaca ma anche quelli culturali. Quindi colgo l'occasione per fare a tutti i lettori e a tutti gli ascoltatori, perché alla fine diventiamo anche, trasportiamo un messaggio anche importante a tutti voi, tanti auguri di serene feste. Con il sinologo Adriano Madaro ci siamo addentrati nelle luci e nelle ombre della Cina, questo continente direi io, non solo paese straordinario, lo faremo anche nel 2020. Certamente, poi che sia un continente già di per sé con queste dimensioni che ha la Cina, ma è un continente insieme all'Europa e all'Asia centrale ed è il continente euroasiatico. Ora noi vogliamo esplorare sempre di più la storia di questo continente che comincia, possiamo dire, a Venezia e finisce sul Mar del Giappone. Auguri quindi a tutti i nostri lettori
e speriamo che il prossimo anno sia ancora più ricco di soddisfazioni e di notizie. Col dottor Leo Pizzola abbiamo conosciuto questa mostra straordinaria, che è la mostra dell'illustrazione per l'infanzia di Sarmede. Lo faremo anche nel 2020 seguendo tutta una serie di appuntamenti che voi esprimete ogni anno. Sì, allora anch'io intanto approfitto per fare gli auguri di buon Natale e buon anno. Noi saremo presenti per la nostra mostra sarà sempre aperta ai visitatori fino al 16 di febbraio e quindi saremo presenti anche il primo dell'anno se qualcuno vorrà visitarci e siamo contenti di far parte del comitato scientifico del QDP e di portare il nostro contributo per lo sviluppo e per la conoscenza della storia e delle attività della provincia di Treviso. Col maestro Giancarlo Nadai, che è entrato in questa commissione scientifica del quotidiano del Piave, continueremo anche nel 2020 a conoscere la musica del territorio, ma anche con un respiro nazionale e regionale. Certo, intanto è veramente un onore per me far parte di questo comitato e spero di produrre in particolare nel 2020 delle cose interessanti per tutti i lettori. E approfitto per fare gli auguri di Natale a tutti i lettori del quotidiano del Piave. Con l'editore Fabio Brussi di Antiglia Edizione in questo 2019 abbiamo approfondito il tema degli autori locali del nostro territorio nella sua ovviamente casa editrice. L'auspicio è quello di proseguire anche nel 2020 con i nostri lettori sempre più interessati a questi argomenti. Certo, io ringrazio voi, ringrazio dell'opportunità che mi avete dato, ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon Natale e fatevi regalare da Babbo Natale un buon libro da leggere.